Buona giornata, bentornati con noi cari telespettatori. Allora, approfondiamo anche quest'oggi un tema molto importante di grande attualità del quale forse non tutti sono a conoscenza. Parliamo da un lato della nuova legge sul commercio, di che cosa si tratta, chi va a in qualche modo a coinvolgere, in che termini, ci saranno dei cambiamenti, ci sarà un modo per rilanciare questo settore che l'avete sentito un po' da varie notizie in vari ambiti, sta soffrendo in modo importante, come altri ambiti produttivi, ma questo è un po' il primo che risente, con dei cali anche considerevoli in certi settori in modo particolare, addirittura si arriva a parlare dell'alimentare, quando si arriva a toccare questa nicchia che non è tanto una nicchia ma è molto strategica, allora vuol dire che le cose non vanno così bene. Poi vediamo anche i dati che sono emersi da questi primi giorni, tra l'altro, di saldi. Come sono andati? È stato il boom che ci si aspettava oppure c'è una delusione? E il turismo, anche questo, un ambito importantissimo dal punto di vista economico per il nostro indotto regionale ma anche del nostro paese. Insomma, per affrontare e far chiarezza su tutti questi elementi molto salienti, molto importanti, abbiamo un nostro esperto, un nostro ospite. Ben arrivato Massimo Zanon, presidente Confcommercio Veneto, oltre che specifico anche di Venezia, quindi è una competenza che riguarda una città strategica sotto diversi profili, ma anche a livello regionale. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie a voi. Allora ci sono questi temi che sono abbastanza caldi ma che destano la preoccupazione delle persone, è inutile negarlo, perché sentire certi numeri buttati così a livello freddo nei notiziari vari non si comprende la portata e non si capisce bene che cosa pensare. Vediamo un po' di spiegare. Ma innanzitutto, se vogliamo partire da quello che può essere una parte di ottimismo che ci deve essere in tutte le situazioni che da molto tempo sicuramente danno poca soddisfazione. La crisi è una crisi strutturale, una crisi economica, è una crisi anche di ripensamento, perché si è voluto per molti anni, senza mettere nessun tipo di progetto, di programmazione, di pianificazione, si è voluto lasciare mano libera all'impresa. L'impresa ha fatto sì che in tutti i settori oggi ci sia una domanda superiore all'offerta, ci sia l'offerta superiore alla domanda, e quindi di conseguenza oggi dobbiamo pensare come può essere ridisegnato un futuro, sapendo che nel frattempo non siamo ancora fuori dalla bufera, siamo ancora a metà strada. Pensavamo di poterlo fare nel 2011, siamo invece nel 2012 e probabilmente dobbiamo aspettare il 2013. Una cosa è certa: il futuro del commercio, delle attività produttive che noi rappresentiamo come Confcommercio, del servizio e dei servizi e del turismo, può passare cercando di non perdere le grandi prerogative che sono tipiche del Veneto, che sono tipiche del sistema Italia e che in qualche modo ci fanno essere unici rispetto al panorama mondiale del turismo e della capacità di attirare gente che venga a visitare i nostri paesi. Se invece facciamo sì che, e c'è anche questo rischio, il tutto venga portato verso il basso, a questo punto noi perdiamo, perché siamo un paese che costa di più e siamo un paese che soprattutto, per tenere in piedi tutte le sue esigenze di ospitalità, di capacità culturale, di essere sicuramente attrattivi perché c'è una storia e c'è una capacità di punti da scoprire, da conoscere, che sono straordinariamente tantissimi. Questo costa e alla fine non possiamo pensare che sia il tutto decifrabile per dire l'Italia è un paese caro. No, l'Italia è un paese caro secondo noi, però in cambio dà servizi, da qualità. Quindi bisogna ancora più puntare a questi servizi, a questa qualità, eccetera, perché effettivamente l'osservazione, l'Italia è un paese caro, è diffusissima. E il problema per molti del settore è che l'italiano, al di là del russo, che comunque ha un'esigenza, il russo benestante, ha un'esigenza ben precisa e riesce ad essere soddisfatto solo da un certo tipo di servizio, di bene e quant'altro. L'italiano in genere dovunque si rechi spendeva in modo multiforme, era un buon cliente. Viceversa ci sono altri clienti che non sono così buoni, che vengono dall'estero. Per l'italiano l'Italia è cara, indubbiamente, e quindi ha ridotto le vacanze, le ha frantumate, adesso addirittura ricorre a dei palliativi per cui non utilizza più le classiche strutture di ricettività turistica.
E allora come si può fare? Perché se l'altro tipo di consumatore che viene dall'estero, per il quale magari l'Italia è cara ma non è carissima, è ancora accessibile, però non è così interessante di appeal, abbiamo tutta una fetta di offerta che viene meno, perché non è interessante per questo turista. Ne parlavo con diversi operatori del settore che facevano certe osservazioni, però effettivamente realistiche. Non c'è dubbio che il problema del sistema paese per quanto riguarda lo spostamento, la logistica, per quanto riguarda la sua struttura come fatto è tendenzialmente onerosa, ma è anche un paese che ancora oggi dà decisamente molto di più rispetto a quello che può essere il considerato un singolo prezzo, perché spesse volte oggi noi diciamo quanto costa e pensiamo che qualsiasi cosa venga data dal prezzo, in realtà prima bisogna capire qual è il prodotto che viene messo. Allora la nostra capacità di ospitalità, la nostra capacità di offrire le proposte più varie che vanno dal campeggio e arrivano agli alberghi a 5 stelle, fa sì che ognuno può trovare la sua dimensione. Il vero problema è che deve sapere esattamente la sua dimensione. Non è che tutti possiamo pretendere di andare in alberghi a 5 stelle e di pagarli lo stesso prezzo di un 2 stelle piuttosto che del campeggio. E questa è la grande battaglia culturale che dobbiamo fare per il turista. Il turista deve capire che in base ai suoi momenti particolari e alle sue disponibilità economiche, oggi in Italia trova tutto e questo per noi è fondamentale per mantenere i numeri. Sono milioni le presenze che si fanno, nel Veneto sono oltre 60. Dall'altra parte qual è la preoccupazione che deve avere l'operatore? Che non venga abbassata, e qua sarebbe fuori prezzo allora la nostra proposta, la qualità dell'accoglienza a tutti i livelli, anche dal campeggio, perché noi siamo riconosciuti per essere in questa che è l'attività all'area aperta di chi fa vacanza, leader mondiali, ma per essere leader mondiali vuol dire che la qualità che si offre a quel tipo di clientela è eccellente, bisogna mantenerla eccellente a tutti i livelli, dal bed and breakfast all'agriturismo, alla ristorazione, all'accoglienza in quello che può essere una città che anche chi fa un negozio di abbigliamento fa turismo. Questa è l'altra visione che bisogna avere. Se è vero come è vero che l'unica miniera che noi abbiamo è far arrivare qui la gente e trattarla bene, deve essere accettata questa sfida da tutti, non solamente dalle antiche attività della disponibilità così più facile ad essere riconosciute come alberghi. Ce ne sarà per tutti, ovvero i primi segnali, perché poi abbiamo visto che c'è stato uno smembramento anche delle partenze turistiche, non c'è stato più il grande esodo del 1° di luglio, ma sono incominciate in virtù anche di un clima che l'ha permesso prima. Sono soddisfacenti a livello, lasci stare Venezia in sé per sé. No, secondo lei? Venezia in questo caso credo sia quasi un caso unico e ci fa piacere di poter avere perlomeno un punto a favore. Ma il resto è sicuramente una situazione, un anno che porterà alla fine dei numeri non straordinariamente positivi. Questo però non dipende dall'aumento dei prezzi o dalla incapacità dei nostri operatori di fare delle offerte alternative, anzi oggi c'è una flessibilità che è straordinariamente nuova nel nostro panorama. La verità è che la perdita di posti di lavoro non solo in Italia ma in tutta Europa, la difficoltà di prospettiva a breve di trovarne di nuovi fa sì che molte famiglie, anche chi non è toccato da questi problemi, possa essere così spinto a risparmiare, ad essere meno disponibile a investire i suoi denari in questo settore della vacanza. Poi l'altro aspetto è che nel frattempo si è creato un forte interesse per settori che una volta non erano primari e che quindi le risorse che uno ha in tasca le suddivide in 1000 rivoli e la vacanza, pur essendo ancora al centro della voglia di tutti, al posto di essere di 15 giorni si sta assottigliando, siamo attorno ai 5 per chi riesce a farla e molti riescono anche a non farla. Esatto, questo è un altro problema. Siccome vediamo anche delle immagini, ho fatto delle considerazioni, il plateatico, l'aumento dei prezzi che ha colpito la categoria, facciamo un po' un'osservazione. Questo è il gatto che si morde la coda. Se lei pensa all'IMU, che è una tassa nuova ma chi ha attività produttive pesa molto. Per quanto riguarda i costi dell'energia elettrica o di tutto quello che è necessario per tenere in piedi un'impresa, gli stessi contratti di lavoro che pur aumentando poco ma sono sempre aumentati più di quella che è la possibilità di far aumentare un prezzo del prodotto servito. Ecco, il prodotto servito qualche volta
in questo momento non ha seguito l'andamento dei costi reali, è rimasto sotto, ma in alcuni casi ci sono delle situazioni, o gli affitti, o i plateatici che sono poi pagati ai singoli comuni, o una necessità di distribuire quella che è la capacità di quella singola impresa su determinate capacità di attrazione che però alla fine hanno un prezzo. Ma anche qui, a fianco di un locale di 4 stelle straordinario che può essere in Piazza dei Signori a Padova piuttosto che a San Marco a Venezia, non c'è dubbio che ce n'è a 5 passi un altro che è molto più economico. Ecco, bisogna stare attenti a non creare sempre quell'allarme dove tutto è caro o dove tutto viene pagato allo stesso modo. No, ci sono i locali che hanno una loro tradizione e dove ti ricevono i guanti bianchi, e lì puoi anche non andare se non è l'occasione importante. C'è quello a 50 passi dove paghi qualsiasi cosa che prendi come fosse una città di periferia. Questo è l'altro aspetto su cui noi dobbiamo non far di ogni erba un fascio. Però se arriva un turista, che sia russo, che sia facoltoso, che sia l'occasione che uno deve chiedere la mano alla sua futura signora, beh, in quei momenti lì si può andare in quei locali dove il prezzo non fa però notizia, è fuori mercato. Fuori mercato, quindi chiarito questo. Un altro aspetto, so che anche questo è abbastanza delicato, proprio per restare nel settore turistico, dopo andiamo a parlare anche della nuova legge sul turismo, certo, che è altrettanto importante. L'accesso alle spiagge, abbiamo hanno destato un po' di polemiche. Anche lì effettivamente ci sono diversi modi di intendere e di vedere la situazione, proprio alla luce attuale, perché se parlavamo qualche anno fa, eccetera, era completamente diverso. Come la vede lei? Allora, non c'è dubbio che chi viene anche in maniera saltuaria e per un qualche ora a usufruire della spiaggia è un cliente strategicamente importante. Non è perché uno non è residente per qualche giorno nella località turistica ed è solo un pendolare che bisogna considerarlo un qualcosa di in più. Anzi, ma perché tra l'altro spende, perché bene o male vuoi anche il gelato nel chiosco, i chioschi esistono. Ma c'è l'esigenza che oggi io vado 2 volte perché ho pochi giorni in spiaggia, ma poi magari fra un anno ci sto una settimana. Sì. È un modo per conoscere, è un modo anche per sognare di poter avere l'occasione per andare. Quindi non bisogna pensare di creare dei frammenti così forti da dividere tra chi è in vacanza e chi invece lo fa in maniera solamente di qualche ora. C'è un altro aspetto però, e questo l'ho fatto conoscere all'opinione pubblica. Le spiagge oggi, a differenza di una volta, sono tutte date in gestione a aziende private. Tutte quante? Tutte, perché c'è il problema della sicurezza. Anche se alcuni pezzi di spiaggia sono spiaggia libera e quindi uno può andare a mettersi lì, non deve chiedere niente a nessuno, non deve pagare niente, però lui deve sapere che dove c'è la possibilità di fare il bagno ci deve essere qualcuno che fa i controlli per la sicurezza, e questa sicurezza è pagata dai stabilimenti balneari che sono a destra o a sinistra di questi spazi. Per cui quando nel dibattito si butta là che bisognerebbe pagare la spiaggia, non è un assurdo iniziare a far capire che a differenza di una volta dove uno poteva andare a fare il bagno ma nessuno lo controllava, oggi invece c'è una necessità proprio anche per quella che è una valenza turistica di essere controllati, di avere un servizio spiaggia di sicurezza assolutamente all'altezza. Quindi gli operatori che pagano qualche volta hanno dei momenti in cui dicono ma perché uno può usufruire della spiaggia servita da noi? E questa è una diatriba che comunque sarà sempre così in tutte le cose. È come chi va allo stadio, 99 pagano il biglietto e uno entra gratis. Bisogna essere superiori a questo, però bisogna anche dirlo chiaramente che oggi il servizio sicurezza che ha nei privati fatto nelle spiagge del nord Italia è assolutamente primario ed è a servizio anche di quelli. No, ma quello senza dubbio. Io poi ho fatto un po' di verifiche anche con varie famiglie, eccetera. La famiglia che normalmente si reca nella spiaggia libera per lo più è proprio quella famiglia che altrimenti è quasi al limite che al mare non ci va più. Siamo arrivati, ormai bisogna ammetterlo, a questi livelli, che però tuttavia è dato di fatto non rinuncia ad andare al chiosco a prendere la bottiglia che poi la paga da 1 litro 2 euro anziché il gelato eccetera, ma è arrivata a quel limite lì. Allora c'è da dire, quelle centinaia o migliaia di persone che si recano in quei luoghi liberi,
siamo disposti a perderli perché sono arrivati al punto che tra benzina e tutto non potrebbero permettersi quei 5 euro in più, magari sono famiglie in genere che hanno anche un paio di bambini, quindi un euro, forse anche un euro a testa sono quei 5 euro, che però per quelle famiglie fanno la differenza adesso purtroppo. E allora sono delle considerazioni a volte che vanno fatte, perché ti rendi conto che siamo tornati indietro. Io non è vero che siamo tornati indietro di 20 anni, siamo tornati indietro agli anni 70, quando molti di noi erano magari bambini, in cui veramente c'erano le famiglie che facevano il conto dell'euro, posso andare questo fine settimana a portarti al mare, che però non costava assolutamente queste cifre qua, perché i posteggi non si pagavano, l'autostrada non si pagava, cioè non c'era, oppure non posso portarti al mare. Piuttosto vado in piscina, ed ecco quindi questo piccolo aspetto che incomincia ad essere rilevante, perché uno comincia a fare la differenza, conto benzina eccetera, quanto viene a costarmi rispetto. Per cui io dico, proprio questo mi è venuto da un tra virgolette sondaggio che ho voluto fare tra diversi target di persone, andando a cogliere che chi invece sta bene, tutto sommato, si prende la sua sdraio in un comodo stabilimento e non va a fiatare perché 4-5 euro a sdraio e poi l'ombrellone. È l'altro target che però è un consumatore ugualmente. Il pendolare deve essere visto come un cliente di prospettiva. È un cliente di prospettiva, esatto, perché viene allettato poi. Ecco, no? Ci sono delle situazioni dove non c'è dubbio, il cafone esiste da tutte le parti. Sia da parte degli operatori sia da parte anche dei stessi fruitori della spiaggia, ma dall'altra parte bisogna tenere anche in debita considerazione che il demanio è un demanio di pubblico. Assolutamente, quindi siate consapevoli quindi che a fronte di un beneficio, anche se non lo vedete, però di avere una persona che controlla eccetera, comunque la spiaggia è messa a posto perché viene passata. Questo adesso viene dato senza oneri, speriamo che questi non ci siano per rispetto di tutti i target di disponibilità economica, però comunque un servizio che esiste, di cui bisogna essere consapevoli. Sì, poi dobbiamo anche qua cercare un modo di convivere, un po' di ordine, un po' di educazione, un po' di il rispetto massimo di ci dovrebbe essere. Di non fare gli accampamenti come fossimo. Ecco, esatto. Questa fa parte di un decoro perché a fianco c'è gente che paga, quindi può irritare quelli che in qualche modo... Un ombrellone più che sufficiente, se non ancora fare l'accampamento indiano. Però, insomma, credo che in questa battaglia passa una stagione, parliamo per la prossima e ogni volta è un dibattito estivo. L'importante è che ci sia la gente che ha ancora voglia di mare, che ha voglia di vacanza, che ha voglia di conoscere quello che è un territorio straordinariamente vario, perché poi ogni spiaggia super attrezzata ha sempre qualche spazio ancora libero, quindi da scoprire magari. Poi abbiamo anche alcune belle spiagge ancora completamente lasciate alla natura, che se possono essere ulteriormente angoli da far conoscere soprattutto i bambini perché sono incontaminati e il Veneto da questo punto di vista sia per la parte vicino al Po sia per quanto riguarda la parte tra Bibbione e Caorle ha due oasi che sono straordinariamente piacevoli. Questa è un'importante informazione per molte famiglie magari anche in questo periodo. Andiamo in pubblicità poi ritorniamo insieme. Allora, Presidente, adesso affrontiamo un altro capitolo che è importante, questa nuova legge sul commercio. E anche un po' vorrei che lei ci dicesse la vostra posizione nei confronti dei provvedimenti del governo, che ancora tarda a farsi sentire questo rilancio dell'economia. Partiamo proprio da questo punto. Innanzitutto noi oggi abbiamo un giudizio che pende ancora da parte della Consulta, che deve dire se, come la Regione Veneto ha impugnato le liberalizzazioni, possono essere, e noi sosteniamo ancora oggi questa situazione, questa posizione, e cioè che le regioni hanno la facoltà di legiferare per quanto riguarda il commercio e le attività produttive. E quello che è stato un provvedimento fatto dal governo Monti, ma che comunque era già in itinere per quanto riguarda il precedente governo Berlusconi, è un provvedimento che va contro questa che invece noi sosteniamo deve essere la giusta soluzione. Se così sarà avremo fra qualche tempo una sentenza che dirà che il Veneto è ancora in grado di fare una legge e che è ancora in grado a dare delle regole. Il governo invece, se guardiamo gli ultimi provvedimenti, noi abbiamo sempre detto, noi come Confcommercio pensiamo di essere stati corretti nel cercare di comprendere, sapendo che non era una pillola dolce da digerire,
se c'è una situazione di grande difficoltà del Paese facciamo dei sacrifici, però questi sacrifici ci portino alla fine ad avere dei veri benefici. Ecco, quello che ancora non vediamo è che in quella che è stata una fase ormai di 7-8 mesi, tra il momento dei tagli ed oggi che ancora non sono venuti, una grande titubanza, e quindi vuol dire che la stessa nostra visione non è una visione di moltissimi altri, perché tutti cercano di fare resistenza, di essere completamente lasciati a se stessi senza essere toccati i privilegi, e invece un paese che deve riprendere coscienza dell'eccesso di costo rispetto alle capacità di spesa, non c'è per nessuno la possibilità di dire io non posso essere toccato. Hanno toccato i pensionati che sono i più fragili e non era sicuramente quella la nostra volontà di veder fatto i tagli. La nostra volontà è negli sprechi, la nostra volontà è nella capacità di questo Paese di far camminare dove serve la produzione del pubblico e di segare tutti quei rami secchi che sono moltissimi. La nostra necessità è anche di essere un Paese moderno dove le tecnologie messe al servizio del sistema Paese possono essere utilizzate dalle imprese, cosa che ancora noi non abbiamo. L'altro aspetto è quello delle infrastrutture. Da 1000 anni ci sono alcune infrastrutture che costano e non sono utilizzabili, e non c'è dubbio quindi che fino ad oggi l'azione, pur nella sua complessità, nella sua difficoltà, non ha dato quel risultato, e lo auspichiamo, ma vediamo che ogni giorno c'è sempre qualcuno che fa marcia indietro. Il taglio delle province, metà sì, metà no, cioè sono situazioni che non fanno far veramente una cura dimagrante da cavallo come stiamo oggi tentando di far passare, e poi dal prossimo anno, fra 2 anni, iniziamo a risalire. Qua vediamo esattamente che il prossimo anno dovremo avere sulle nostre spalle lo stesso problema di debito che avevamo nel 2012. Di fatto sì. Su questa situazione è chiaro che siamo critici, fermo restando che al governo Monti non hanno passato una polpetta molto gradevole, ma sicuramente una polpetta quasi avvelenata, e che in questa situazione qua sembra, visto che tra non molto si andrà a votare, la colpa sia chissà di chi. Io credo che c'è bisogno di un forte ricambio della politica. Non dico che devono andare a casa tutti, perché sarebbe una semplificazione che non è degna di una categoria importante come la nostra, ma la grande maggioranza di chi oggi è in politica deve lasciare il passo alle nuove risorse, perché il Paese ha capacità di produrre, ma soprattutto già sapere che chi entra in politica è in qualche modo retribuito a fine mese, ma non dovrebbe mai diventare molto ricco. Ma ci sono, chiarissimo questo, infatti, perché almeno per rendersi conto delle situazioni che altri vivono, ci sono secondo lei dei provvedimenti che avrebbero, si è parlato delle liberalizzazioni che poi non sono state così efficaci, sono state più un momento di escalation, però poi si è concluso nel nulla. Ecco, provvedimenti che secondo lei avrebbero dovuto essere presi per aiutare la categoria, però mai vista come interessi particolaristici, perché ormai ognuno, ecco, esatto, ma in modo un po' più esteso, e non sono stati presi. C'è un problema che è trasversale a tutti, dal singolo cittadino, e che le imprese poi soffrono in maniera esponenziale, è il problema della burocrazia. E quindi questo riguarda anche tutte le imprese. Sulla burocrazia siamo riusciti a metterci ancora qualche ulteriore gabella, e quindi questo è un difetto che i professori onestamente viene lanciato come una cosa su cui si poteva incidere senza far nessun tipo di grandi tagli, ma diventava un grande risparmio per la famiglia, per la persona singola, per le imprese. Lì bisogna ripartire da zero. Su altri aspetti dei passi sono stati fatti, su altri ancora noi pensiamo che la contrapposizione politica tra chi è oggi sì al governo, perché poi alla fine votano i partiti ancora, certo, per cui le prospettive sono queste, però c'è qualcosa che ci sfugge, e il fatto che ci sfugge è possibile che dopo un anno circa, insomma sono passati 9 mesi, non ci sia la possibilità di rilancio per quanto riguarda alcuni costi che vengono invece ancora fatti pagare alle imprese, per poter sperare che ci sia nuova occupazione. Perché quando si parla di ripresa si dice sempre che tutti la vogliono, però nessuno ha la ricetta. L'abbiamo sentito dal ministro Passera, l'abbiamo sentito dal presidente Monti, però non è possibile pensare
che possa esserci ripresa senza che nello stesso tempo un governo dia qualche segnale di attenzione. Il taglio che è stato fatto alle pensioni era una partenza buonissima, ben sapendo che però gli esodati e altre cose sono imperdonabili, fatti da tecnici. Se lo facessi io, che non sono un tecnico, potrei forse essere scusato, ma forse no. Figurarsi se lo fanno quelli che hanno tutti i dati in mano. E questo fa pensare a due cose: o c'è qualcuno che vuole far brutta figura al governo, o da sempre siamo governati dal punto di vista tecnico da molte persone incapaci. E allora lì bisogna incidere, e quindi quando parlano di tagli devono essere anche dall'altra parte proposti i meriti. Chi è bravo sta nel pubblico come sta nel privato. Chi è una palla al piede deve sapere che è finita la ricreazione, deve iniziare a lavorare. Ma forse sono intoccabili, viene anche da pensare se sono questo. Intoccabili, però il paese sta andando nel baratro e alla fine, per quanto buono sia l'italiano, potrebbe essere che qualcuno fa anche dei gesti inconsulti. Io non lo auguro, però veramente in alcuni momenti, in alcuni casi, lo abbiamo visto, molta gente è esasperata proprio per questo pressapochismo che non è più accettabile. Un paese che vuole essere in Europa leader non può avere dei funzionari o delle persone che poi ci fanno fare delle figuracce. Assolutamente. Lei ha accennato l'occupazione, una battuta sulla riforma dell'apprendistato recentissima, del lavoro. Questa è una cosa positiva che è stato riconosciuto da tutti, e per quanto riguarda l'apprendistato noi oggi pensiamo sia la prima finestra per entrare nel mondo del lavoro, per quello che è il mondo che noi possiamo occupare, per il mondo dell'artigianato, dove la minorità, dove le persone possono imparare un nuovo mestiere e avere una prospettiva anche di lungo respiro di occupazione, perché è vero che tutte le statistiche dicono che uno inizia un lavoro e difficilmente arriverà alla pensione in quel lavoro, ma è anche vero che uno che inizia un lavoro può pensare che in quell'ambito ha una possibilità di essere impiegato, piuttosto che sia una mosca bianca che poi, finito quel periodo, ha finito tutto. Assolutamente. Quindi un po' di tranquillità sia per noi che abbiamo bisogno di formare le persone, sia per loro che possono imparare e quindi avere aspirazione di mantenere in futuro una famiglia seriamente. L'apprendistato è una cosa positiva. Ci sono mille altri fattori che a seconda di chi li analizza possono essere positivi o negativi, però è chiaro, siamo partiti da una situazione di fatto. Quella di oggi probabilmente non è ancora definitiva, ci saranno ancora degli accorgimenti migliorativi, perché, come abbiamo visto, si è voluto fare più un gesto dimostrativo che un grande cambiamento. Il cambiamento comunque è in essere e su questo è positivo. Perfetto. Ma secondo lei ci sono margini di occupazione nel vostro settore allo stato attuale? Perché si parla invece di chiusura di tanti... Allora, lei tenga presente che noi rappresentiamo una categoria vastissima, lo so. Dalla piccolissimo alla grande distribuzione. Nella grande distribuzione c'è ancora la possibilità di essere assunti, nella media distribuzione anche. Chi è in difficoltà è il piccolo o il piccolissimo, che cede, non ha neanche l'erede che continuerà il suo lavoro, però nel frattempo c'è sempre qualcuno che vuole fare nuova attività. Quindi il segnale di calo può essere più difficile da riscontrare e da recuperare dall'industria che non da chi noi rappresentiamo, perché o bene o male i primi, magari con contratti flessibili, magari non con contratti part-time, ma i primi ad aver bisogno, perché noi lavoriamo sempre insieme a un gruppo di collaboratori che sono la colonna portante di un'impresa, insomma, no? Non è che noi serviamo solo un progetto di tipo tecnologico, gran parte chi fa o il commesso o i receptionist o il mondo della ristorazione, piuttosto sono tutti persone che hanno occupazione e grande manualità e grande capacità anche culturale, visto che ormai moltissimi dei nostri collaboratori parlano 3 o 4 lingue. Infatti questo è molto importante, che ci siano queste prospettive. La nuova legge del commercio, quali sono gli aspetti salienti? Ma qua è il nostro tormentone, noi in ogni occasione abbiamo, che possiamo dirlo forte e lo ribadiamo. La nuova legge, che ancora non abbiamo visto nella sua forma perlomeno definitiva, la conosciamo a grandi linee, ed è una legge che ci dà soddisfazione da una parte e preoccupazione dall'altra. Soddisfazione perché recepisce che bisogna riportare la gente e quindi anche le attività medio-grosse, anche grosse se la città fosse così capiente, all'interno dei centri urbani, meglio se centro storici, ma comunque dove la gente vive.
non ci possono essere i quartieri dormitorio e poi a qualche chilometro le grandi cattedrali commerciali. Anche perché poi costa recarsi. Questa innovazione, che è stata tipica degli anni 90-2000, ha dimostrato che involontariamente, perché questo è anche non c'era sempre una conoscenza per sapere già dove si arrivava, involontariamente la politica ha dato la possibilità di costruire grandi contenitori, grandi metrature dove si fa il commercio di tutti i tipi, ma ha sguarnito i centri dove poi lei ha la vita di tutti i giorni, dove esiste da sempre i punti di riferimento dove si svolge la quotidianità, che si stavano sguarnendo e si stavano svuotendo, sia di abitanti sia di attività. A quel punto diventa un doppio costo e a quel punto diventa un sperpero di risorse, anche perché per tenere in piedi una città deve essere manutentata. Se si chiudono le case e si chiudono i negozi, in poco tempo il degrado diventa un costo per la socialità di quel paese. Dall'altra parte, il fatto che si porta all'esterno migliaia di metri quadri significa che si va a sottrarre ulteriori fette di terreni, di spazi, ad altri settori che invece sarebbero oggi da consolidare, perché è anche vero che oggi l'agricoltura non è più quella intensiva, ma l'agricoltura da reddito, che può dare occupazione a un altro dei settori che è in crescita, non è in calo, ma comunque è sempre molto fragile ed è un settore assolutamente dove la sicurezza è poca certezza, è quotidiana, non può essere continuamente trovarsi di fronte a quella che è oggi, ma qua viene una grande struttura che poi non si sa neanche cosa ci va dentro, perché siamo arrivati a un momento di saturazione. Quindi la soddisfazione di questa nuova legge è: si recuperano i centri, si riporta la vita di grandi dimensioni commerciali dentro i centri, dall'altra parte non si è ancora trovato un sistema per dire: recuperiamo l'esistente, cerchiamo di salvare i capannoni, tutto quello che è stato costruito, che oggi è stato dismesso, in qualche modo è in degrado, perché centinaia e centinaia di attività commerciali, artigianali e industriali sono state chiuse. Non utilizziamo più nuovo terreno per fare ancora grandi iniziative che poi non si sa a cosa servono. Esatto. E soprattutto, per quanto riguarda il commercio, non si dia la possibilità di portarlo all'esterno, se non per la grandissima, per quella che è il mondo dell'ingrosso, che è una necessità di spazio che non può essere risolta all'interno del centro. Però è un mondo terzo, mentre per il cliente singolo quello che già c'è, quindi non è una guerra tra grandi e piccoli, è che oggi sono in difficoltà anche i grandi. Allora, tra quello che c'è e il futuro, prima facciamo sì che gli italiani, e noi stiamo nel Veneto, recuperano quello che c'è praticamente. Sì. Torniamo dopo su questo discorso, vediamo anche di parlare dei saldi, dopo la pubblicità, tra poco. Allora, eccolo qua, si è aperto da pochissimo i saldi, il periodo dei saldi. Io, anche qui, tanto atteso, non atteso, in questo stantio generale non si capisce neanche più se questi saldi erano veramente attesi o se le persone, nonostante l'apertura dei saldi, siano ancora là a farsi due conti. Tanto le cose ce le abbiamo, tiriamo avanti, oppure l'affare c'è. Che cosa possiamo dire? Che cosa vi emerge? Dai giornali si leggeva che non c'è stato questo weekend di boom straordinario. Il termometro dei saldi è favorevole per quanto riguarda le nostre città importanti del Veneto, per i negozi di grossa marca, perché ci sono i turisti che fortunatamente, russi, cinesi, sono abituati a conoscere questo tipo di calendario e a fare incetta di prodotti a condizioni che per loro sono favorevolissime. Certo, quindi... E quindi da questo punto di vista c'è qualcuno che è molto soddisfatto. Vanno invece un po' in difficoltà i marchi di mezzo, perché ci sarebbe la voglia di fare gli acquisti, ma mancano le risorse per una buona parte di chi normalmente fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, invece ne aveva la disponibilità. Vanno invece a macchia di leopardo per tutto il resto, perché non c'è dubbio che la voglia di fare l'acquisto del capo per la stagione, che non è ancora finita, anzi direi che è ancora quasi completamente da iniziare, è sicuramente da parte di tutti ancora una voglia, ma poi deve fare anche il conto, deve anche fare la necessaria
valutazione se uno ha la disponibilità o meno, perché magari ha già investito o ha già deciso dove spendere quello che ha di disponibile. L'altro aspetto è che già da sempre, ormai, chi vuole cercare di tenere il cliente vicino a sé pratica in maniera ormai sistematica uno sconto fedeltà che non viene scritto da nessuna parte, ma che crea quindi la possibilità di chi vuole quel capo già proprio all'inizio della stagione non di comprarlo a prezzo pieno, ma magari di avere un 20% di sconto, che fa parte forse del futuro, perché probabilmente in futuro, se si vuole evitare di fare la corsa ai saldi, si potrebbe dire ok, pratichiamo sempre uno sconto, perché il cliente per noi è fondamentale. Perché è un modo effettivamente per accattivarsi il cliente, che credo che sia anche un aspetto psicologico che esiste adesso, a parte quello di necessitato, magari appunto per i bambini, perché crescono, quindi di comprare i capi anche nei luoghi dove magari sono più accessibili. Per l'adulto è un coccolarsi, un concedersi un qualche cosa, a volte una necessità, serve quel capo, bisogna prenderlo. A volte però proprio una gratificazione che per alcuni target esiste ancora, ma ti gratifichi non solo per l'oggetto in sé per sé, per tutto l'insieme che deve ritornarsi a creare attorno all'oggetto, come avveniva una volta, no? Una volta erano pochi gli acquisti, ma quando qualcuno andava a comprare qualche cosa c'era il paradosso della famiglia attorno, però c'era anche molta attenzione in chi rivendeva nel creare quell'occasione un po' particolare. I negozi erano strutturati diversamente, eccetera. Invece di sentirsi adesso un po' così, abbandonato a se stesso, la massa di merce, prendi e fuggi, non ce n'è più così bisogno. E allora... Le nuove generazioni sono in qualche modo diverse rispetto a chi aveva un'abitudine e una tradizione che poi era trasmessa dalle famiglie, dove c'era il suo negozio di riferimento, dove c'era un'abitudine, dove c'era una conoscenza diretta. Secondo me ritornare per una buona parte di clientela è meglio a questo tipo di rapporto. Anche perché gli stragiovani non hanno più così grandi disponibilità. No, perché alla fine si corre il rischio di essere trattati molto meglio, anzi sì. È una sicurezza che quando uno ha un suo negozio di riferimento e sa che quel tipo di attività offre un prodotto che a lui va bene, essere trattati bene vuol dire anche essere garantiti che quel prodotto c'è, che c'è una serietà di fondo. C'è la vendita d'impulso che è diversa e che quindi quella sfugge a ogni regola, c'è la vendita di necessità, uno deve comprarsi il capo e lo fa in base alla sua disponibilità economica, quindi non crea grande rapporto con quel tipo di negozio perché lo fa dove si trova. Ma di tutto un po'. Bisogna pensare comunque che l'acquisto importante deve essere garantito da una serietà da parte di chi lo cede. E noi su questo combattiamo, la professionalità, la capacità, l'educazione di ricevere, di ospitare quel cliente che prima di tutto è il vero tesoro che ha ogni singola impresa, è un'arte ma nello stesso tempo è anche una necessità per garantire alla clientela di non sentirsi ogni volta merce a se stessa. La battaglia è lunga, ma noi vogliamo pensare che c'è il momento dove si può fare l'acquisto d'impulso e poi c'è il momento dove si fa l'acquisto di qualità. La proposta c'è e dopo la gente in base al momento decide dove andare. Noi vogliamo comunque che tutti sappiano che il mondo che noi rappresentiamo, che i soci Confcommercio, Federmoda soprattutto, i saldi di solito si abbinano alla moda, quindi all'abbigliamento e alle scarpe, sono posizioni che non vengono occupate solo nel momento dei saldi, sono 12 mesi di proposta, sono 12 mesi dove si può creare un feeling, che è un feeling che poi alla fine fa fare l'acquisto migliore perché si è consigliati, si è in qualche modo anche garantiti che se una cosa non va poi si cambia e c'è un ricambio. Su questo credo il saldo abbia perso un po' d'appeal proprio perché arriva all'inizio quando c'è tutta la gamma e non invece l'ultimo pezzo che in qualche modo l'ho trovato io, oggi trovi tutto e quindi c'è meno pathos. C'è meno pathos e c'è sempre l'impressione allora che il prodotto abbia un costo sballato, invece no. È il nome che è sbagliato, non bisognerebbe più dire che è saldo, bisognerebbe dire che è promozione. Il saldo invece è quando alla fine rimane qualche pezzo. Certo, ecco, però comunque i negozianti, i rivenditori hanno posto molte aspettative in questi saldi, in questi momenti. C'è un altro aspetto, che questa è un'altra cosa. La necessità di creare nuove regole, ma diventa anche una necessità di poter organizzare il lavoro della singola impresa rispetto a quello che è poi le forniture, le stagioni, la necessità di cassa. Se uno
aspetta i saldi per il suo budget maggiore, è evidente che vuol dire che prima ha perso potenzialmente la capacità di vendita. Ma le spese ci sono, i dipendenti vanno pagati, i fornitori vanno pagati, le banche vanno pagate. E questa trasformazione che negli ultimi anni è stata sempre più marcata fa sì che molte imprese sane, di tradizione, che hanno un marchio alle spalle che si conosce da generazioni, oggi scoprono che non è più facile rimanere sul mercato. Qualche volta poi succede l'inghippo che viene fuori che uno ha fatto il furbo. Ecco, non è questo che noi vogliamo, vorremmo invece che ci siano le regole semplici, molto semplici, perché poi chi fa impresa deve essere nelle condizioni di fare, dalle tasse in su deve fare sempre bella figura, ma nello stesso tempo poche gabelle. Siamo in una fase dove chi dura poco, apre il negozio, dura una stagione e salta per aria, quindi prezzacci. Chi non paga i fornitori, e anche lì poi i fornitori si rivalgono su quello che è il sistema. Chi in qualche modo crede nelle scorciatoie fa fare anche brutta figura al mondo di riferimento, ma sappiamo che non sono questi i casi e noi non li difendiamo. Noi pensiamo che il futuro del saldo deve essere a fine stagione. Oggi sarebbe bene pensare di comprare ancora in stagione con un prezzo già il più possibile favorevole per il cliente. Questa è la cosa fondamentale. Allora, poi magari noi ci risentiremo più avanti, perché poi, come vi dicevo, questa è l'ultima settimana in cui noi facciamo le dirette e quindi continueranno le nostre trasmissioni, ci saranno le repliche, quindi avrete modo di seguire anche questa puntata in replica, non solo sul canale 12 come sempre, ma anche sul canale 87 nei vari fasce orarie del pomeriggio e della sera. Poi noi ci ritroveremo e quindi reinvito già il Presidente a settembre, l'inizio di ottobre, per fare un po' il punto della situazione, per vedere dopo questo periodo di cappello estivo, dove tra l'altro molti bypassano e dicono ma non succede niente, in realtà tanti temono che qualcosa possa succedere, perché in realtà i mercati si muovono anche ad agosto, anche se la nostra economia indubbiamente rallenta, per capire un po' che cosa è successo e fare un po' il punto della situazione, constatando se poi delle normative sono state emanate, se qualcosa si è agevolato, se prospettive ce ne possono essere. Sarà molto interessante anche fare un po' ricucire le situazioni varie. Io la ringrazio di essere stata qui con noi, molto gentile, le auguro un buon lavoro, comunque un periodo anche di riposo che ci deve essere assolutamente. Grazie a voi telespettatori, come sempre ci ritroviamo domani.